basta suonare, è troppo forte, mi tocca io, mi schivate il tiro del culo. Hello? Ogni volta mi scordo dove l'ho Hello? posato. Ecco, dai. Che? Olli. Ma che? Olli! Ma che? Un marone, l'hai preso un ponte, cacchio! Adesso capisci che si mangia con mano a porca, ma ehi! Scende, ti fate pigliare un cucciarino e mi carbonare! Ma da così! Ma che? Ma non mi metti di mettere a fare! Maronna, mamma mia, bella, e può parlare o no? È morta! Chi? La moglie era un figlio vostro, Quale? quella divorziata. E tutte e due sono divorziati, che li do i mappini! No, ma è stato! Che? Lo shock è stato troppo rosso! Io non mi ricordo più niente, lo shock mi ha fatto No. spaccare a sanai. Tu me li ha ricciolo? Non mi ricordo! Tu me li ha ricciolo? Guardami se non mi dicessi! Che le morto? Chi è morto? È più importante, insomma, la principessa. Ereditaria! Assa fa dice la malavata a turno! Aspetta, ma che dite? Commesso Siete a Parigi? a Parigi, e che ci faceva a Parigi? Siete come marrucchino? Come marrucchino, voglio il profumo! Sì, purisse e morte, ma non lo vogliono capire questi giovani d'oggi, che con le macchine non si deve Un correre! incidente di macchina! Sì, maestra, voi dovreste fare una legge per impedire pure da noi questi massacri del sabato sera! Oltre un certo limite di velocità, arresti immediati e spediti alla torre! E chi è recidivo, dalla torre al volo! Maestra, sapete che tu mi ricavo di quando avevo, tu vas in te c'è! Hello? Bro! Hello? Hello! Sì, hello! Chi è? Ti stavo chiamando io! Lo sapete già tutto. E allora secondo te l'intelligente servizio con t'ancaffate che la spesa è inutile, sì? Te l'avevo detto! Te l'avevo detto che adesso ci mettevo miezzo e vuoi e invece tu niente, poi capa tosta te la sei voluta sposare per forza! Ma se siete stati voi che l'avete voluto? Ma certo, per toglierti dalle gringhie di quella strega di Biancaneve! Mamma, potevate te? E mi ha ringraziato se ha gelita la strega di Biancaneve! Se non avessi avuto a dicere che la vecchia cantera! A tuo posto tu! Quando allora io te la feci conoscere perché che lei era una scema! E tale doveva restare! Un re è un re! Si fa amare, si fa sposare, ma si tiene di nascosto! La canterà! Poi la voce popolare mi dà ragione! Se la mantiene, ma di nascosto, se proprio non ne può fare a me! E invece voi, caramba, avete messo in mezzo ai cazzo tutte le fatte queste! Che patata! Sai quanto me l'ha fatta a me e corna, sì? Che mi hai permesso che travelassi qualche cosa? Niente, mai uno scandalo! Zitta lui, zitta io! Un re è un re! Tutti i re ai tempi antichi hanno avuto la favorita! E la favorita contava più della regina, perché le regine stanno zitte! E le regine devono stare zitte! E invece voi, avete messo in mezzo ai cazzo tutte le quarti vostre! Avete posto mondialmente tutte le vostre schifezze! Che scorna perché mi sbatte a me, povera vecchia! Mamma, scusate, vi pare questo il momento di rivangare del passato? Recentissimo! Che ti manca! Ma tu lo sai che stai a Parigi come marrucchino! Certo che lo so. E lo dici con tanta semplicità! Ma te, corno, non ti conosci, no? Mi devo spiegare, sono andato a Parigi. Ah, ti vai a divertire? Vado sul fatto. Ah, cioè, uno quando sente Parigi subito pensa a Cangan, morire lui, a caccia, ma sono studiato, ma brava Ma vecchia. che già hai fatto qua? E che non la voglio, capito che non la voglio? Ma mia moglie! Era,
stava a Parigi come parrucchino e sa chiamano parrucchino. È morto. Sa vero padrone parrucchino. E i bambini? Come si fa a comunicare ai bambini? I bambini non devono sapere niente. Quello è un fatto di cronaca mondiale, come si fa? Come si fa? Te lo dico io come si fa. Ma poi si manda a chiamare a un concordo alle 9, a mezzogiorno già stanno a giocare a Central Park. E a te ci lascia l'agenzia di viaggio. Dici che la prenotassero 3 posti, qualcuno li dovrà accompagnare, lo accompagnerai tu. Ma chi a me a Mallorca non può più? Lasciate viaggiare per forza. Vabbè, voi non mi potete obbligare, io sono la donna di compagnia vostra, non dei vostri nipotini. Certo, perché ti lasci a capire e te cazzo come vanno a fornire, sì? Ma mo ci lascia a prenotare. Ma che stanno stando chiuso? Di nuovo a porta. A Ravessetto guarda voi. Perfetto, sta mentendo. Va! Va! Allora? E a gente? Che fa? Che ti va? La gente che in tale frangente i bambini se ne stanno a New York a giocare a Central Park. Sì, dai, la gente si facesse i fatti suoi. Mamma, con voi non si può ragionare. È la loro madre, è sempre la madre del futuro. Come la fai pesante? Facciamo i primi. Poi arigna tu. Poi amori tu. A che l'epoca la mamma già se l'hanno ascoltata pure, tranquillo. I miei rispetti, mamma. Ehi. Io dormirei ancora un po', ma chi sa? Ho fatto? Molly, oggi pazienza, fammi un massaggio ai verini, Shatsu? come si chiama? Qui. Ma tu che non puoi... Vai. C'era una volta un re troppo bello, troppo bravo, un re che voleva regnare, ma fai male! Voleva regnare per amore dei suoi sudditi, curare il loro bene e fare i loro interessi. Sto re non si era voluto sposare proprio perché pensava la mia famiglia è la nazione, i miei figli sono i sudditi. Insomma, qualsiasi femmina che avrebbe non le piaceva, diceva sì, lo dovrò mettere al mondo un erede, ma ci pensiamo rimane. Sto re non si voleva proprio sposare. Ma non era ricchione. Ma che ricchione è ricchione? Ma che ti sei sposato tu l'uomo ne vedi tutto ricchione? Ma mi pare che ce lo sanno poco. State zitta. Così rimanda oggi, rimanda domani, ora a cominciare a si preoccupare lui, se dice a quando mi muovo? E se mi faccio troppo vecchio, lo dovrò pure mettere al mondo un erede. Mi sposare uno che mi fa un altro l'erede. E così, Molly, e mo un massaggio in testa perché tengo paura che mi sta scoppiando un manicomio. Voi. Roche, mamma Madonna. Così un giorno un re decidette a consultare la fattucchiera, una megera, una che legge carta, insomma un negrino. Venente a sapere che nel bosco di Ardenna c'è stava una maga assai potente, ma così potente e puzzolente che nessuno teneva il coraggio di s'accostare. E pure quando scema, la gente che avrebbe in mezzo a via scansava se non fuggeva. Per cui la gente non la poteva vedere e questo non poteva entrare nemmeno nelle botteghe e comprare quelle che desiderava, per cui la purella si moriva di fame, no? Il re, che era un bravo, accattai un bello provolone, 20 kg, e ci ho portato in un bosco d'Ardenna convinto che la maga l'avesse fatta una bella incantesima. Quando avrei tu provolone a vecchia, e che si fa a te, tu sei più buono.
Tu sei il più grande assai, Molly. E mo un massaggio sotto i piedi allegria, ma... così. Così, mentre il resto ne una sabbia tutta le rete. Ma che parlava e diceva tu, vai a Southampton e là, bacio la porta, troverai la tua donna, non che passi per coppa a banchino, Roma. E femmine verranno là. E il re così facendo, un giorno grigio, scazzatiamo pure. Siamo attenti ombrella aperta in gara. O capputtino stretto, e chi si dice che si mettete a camminare anzianetta, dopo un po' di tempo, quando aveva perso ogni speranza, vedete si avvicina una bella nave di legno con ottoni lucenti e là a bordo, mezzo di marinara, una femmina, che femmina scicca, vestita di scuro con guanti bianchi, che pareva di prendere in mano due colombe. Sai che succede? O guarda il re lo zumbaia la bocca e li mette in terra. E invece loro vogliono lo mettere in piedi o strums, o mettete in piedi o il re non sa che deve spostare, perché era divorziata. Perché un re non si può sposare una divorziata. Ma trovo perché? Perché un re è un re. E una regina. Si può mettere a fare la collezione di francobollo. Come stiamo facendo questo. Io ne tengo a uno. E a chi mi tengo. E insomma, per un tempo a lungo, sto re che era mio zio, si disamorò della nazione. Prese i noti i suoi sudditi che non avevano accettato la divorziata come regina. E ne pigliavano noti assai potenti che quando volevano in mezzo alla via pigliavano a pacca in bacio, a capo in culo, talmente che avete la mano a mio zio re in esilio e non l'hanno mai visto più. E da questa storia d'amore sono nati i guai miei. I miei. E mo che facciamo con quest'altro disastro? Quale disastro? Ma come disastro di Parigi? Già, che faccio? Ehi, soccorre i figli, mi sa che stesso. Maestro, ma è impossibile, questa è una tragedia che sconvolgerà tutto il regno. La principessa era molto amata. Una principessa, ma quale principessa? La principessa morta, era adorata se è per questo. Adorata, amata, ma da chi? Dai lazzi, dai fedenti, la gente di basso livello con la quale si faceva, sì, il regno è rimasto pulito e il regno sono me. E se siete veri lo dovete difendere, lo dovete innalzare al di sopra di tutta l'immondizia che con lei ci ha buttato sopra. Ma vita povero, volete capire o no? Non potete restare che male senza fare niente. Volessimo telefonare a vostra sorella, prima come pensasse, che consigli ci può dare? No, sta buono quella. Vabbè, ma lei è più montana, è più di monta. Voi state sempre zerrate cadute. Anzi, noi, la vita, quella vera, non la conosciamo più. Che almeno si muove, vera gente. Ci può dire. Va, chiamo.
sei embrione. Scusi, ma a me la notizia mi ha tramortita. Ma con chi sto parlando? Chi è lei? No, non son chi. Sei tu! E a te la notizia non ti ha tramortita, a me mi ha tramortita. Ma sei suscita? Cosa sto facendo? Suscita! Sto facendo! E tu non ti sei preso me di chiedere whisky come sto facendo io? Guarda, come se a te ci volessero questi inutili per fare ubriaca. Sei ubriaca la mattina a sera. Ma come si permette? Non sono mica sicura di star parlando con mia sorella la regina. I toni, i modi. Come si permette? Ma sta parlando con me, ma non sei talmente ubriaco che manco di me li conosci. Il mio tono, il mio modo, ma noi ci primo troppo poco. E neanche se volessimo consigli, che belli che ne vengono a te! Vediamo se si ricorda questo. Facciamo un gioco. Che un facciamo? gioco. Si dovrebbe ricordare che fui io la prima a sconsigliarle di dare in moglie a suo figlio quella fraschetta. Io ero contraria, ma lei maestà si ostinò. Tutto per odio verso quella signora seria, per bene che era la moglie giusta di come fate di lei figlio, maestà. Questo matrimonio non sa da fare. Andavo ripetendo, ma lei, maestà, niente. Vox clamante. Guarda chi ti non ci parla, guarda chi ti non ci parla. Tu sei stato tu, hai capito? Tu la prima a mettere in piazza e a mettere lo scuorno in faccia alla nostra famiglia. Primo con chi il lavoro americano? Come si chiama? Steven. Come? Si chiamava Townsend. Ti ricordo ancora, Zazzu? Certo che me lo ricordo. Me lo ricordo e come. È stato il primo nodo afferro della mia vita. Quante belle cavalcate che mi ha fatto fare! Yeehaw! Tenevano un bello uomo, lei è schifosa. Lei non è certo la regina! Se si permette di fare tali allusioni sessuali alla mia vita privata! Non stai parlando con me, ma no! Era un bel cavallo da corsa! Un destriero del Marocco! Pure qua ci stava qualcosa in mia marocchina, era destino! Era destino! Senta, io adesso la devo lasciare, anche perché non è cortese fare tal genere di telefonate a quest'ora dell'anno. E si ricordi che io sono sempre la principessa Rea. Attacca, stai parlando con me! Oh no, che stai mi dice? Lo scuono che mi si imbaccia a me, povera vecchia. Prima con chi lo colonnello, poi con chi su Townsend, poi con chi siamo andati fino ad arrivare al tuo bel marito. Ricchionissimo. Quello con sta parola, ma ti sei fissato? Ma è cosa che si sa, è notorio. Non si sa, è notorio, è chiaro. Si dice. Io non l'ho mai sentita. Si diceva pure quando si sposò. Oppure se una cosa non la volete sapere, fate di tutto per non saperla. Io? Voi, no, mentre lo stipendio mio, quando vi ricordate molto, e voi dico una volta, e voi dico due, e facete sempre a finire non sentite. Ma ti pare mai possibile che con tutte quelle che ci sta succedendo, con tutte le casine che sono successe a Parigi, mi viene a chiedere lo stipendio? È un momento, è loro! Sai che ti dico? Che si diventa spietata, zita, e non mi viene a chiedere più, hai capito? Che te lo faccio? Appassionato che stai facendo? Tenga la fila fuori, la gente che mi vuole venire a fare, da me non vedi! Hello? No, non era la principessa. Hello? Era una screanzata che si mette a fare tal genere di scherzi a quest'ora della notte. Hello? Schifosa! Cinnabash, dice al cibante che è pronto subito la mia rozza. Ma passa per capire, ma passano subito qua. Chi lui già sarà asciugato, guarda avanti, figuratevi se non gli avrà già detto tutto. Ma che così stiamo a dire, ma va!
pure una mia, pure una spina, pure una uova. Non sacci come che te la mettere sotto le piede. Ti scapazza tutta quanta. Potesse essere una magliarda, ma fatta una magliarda. Prete, piglia fuoco, bombo, tutta questa mia, di tutta scena, fino a non essere più niente, che tu sei stato sempre a ruinare la casa mia. Ieri ci vedi, Putucarella, Marlettina fine zucchariella, e sfrenasiava che la fantasia e la vita all'era, libera. Quel corso mi fece giardino. E voglio un cielo, la rete o canale, la volpe che se ne fuglieta, triata, cinematografa, tutto senza pensiero, di ansia, in acqua non ti presentaste tu. Detto non voglio un cerchio che mi stringeva alla fronte e non mi si mancava, come una maschiatura in un manciniera che si chiudeva per sempre. Fortunata, tutti quanti mi dicevano, baciata dalla gloria allungavano, ma nessuno è venuto mai in capo e mi chiedono, ma che è quello che tu volevi? Nessuno se l'ha mai chiesto. E non ero pronto per guidare i segni. Mi sono detto all'improvviso, non pisimo forte, coppa la vita mia che mi facette perdere un ridere la coppa la faccia mia. A me nessuno mai si è chiesto. Ma che avresti voluto fare tu quando saresti stata grande? Io volevo fare Sciandoso a Parigi. E tenevo una bella voce, ma nessuno se n'è mai accorto. E questa è la vera Napoli Niniti, la Busciò. Tutte quante si pensavano solamente che io potevo fare regina. Sempre inserrata a India non fa niente perché la regina non può fare niente, la regina è stata scema. Che si pensava di fare? O marito, o tengo io un marito, il principe consorte, ma quello fa le veci del marito. In tutti i sensi. Sta scemo volevi a Parigi, volevo fare la regina. La regina con tutto l'uomo che voleva aprirsi, e come è venuta? Accisa, mezza la via a Parigi. L'ha fatta? Sbaglio, state parlando cavolo. Ecco, chi me l'ha già pigliata, A Virgie. A Virgie. Ma che stupido. A Virgie, non può trasare a nessuno. Hai capito? Hai capito? Non puoi vedere a nessuno! Hai capito o no? Maestà! Chi? Maestà! È arrivato prima ministra! Il primo ministro? Sì! E fallo trasì. Ma come? Ma così? Il socialista. Maestà, la corona è in pericolo, dobbiamo salvarla. 50 milioni di sudditi sono tutti quanti svegli a quest'ora di notte e piangono e si strappano i capelli per la loro amata Beniamina. E la televisione trasmette immagini della vittima e rudi riprese del luogo del disastro. Oh lì, la televisione, fammi vedere! Non è la televisione, maestà, è di ben altro che dobbiamo parlare. È la televisione. Quando si mettete le corna a figlio mio, gli dice di la televisione, danno ci azzeccava la televisione. Te la potevo guardare. Se non sono morto, danno non posso pure più. Maestà, non può. Maestà, io perciò sono venuto, perché posso immaginare il tripudio che state soffocando in corpo alla notizia. Io non sto soffocando proprio di niente, avete capito o no? Anzi, state a mettere un quartiere fuori la porta che ci ha fatto un piacere a svenire. E se io vanno qui. E se io vorrò, ricordatevi che potrò proclamare questa giornata festa nazionale. Questo è il punto, maestà. Io perciò sono venuto e dunque... Ascoltatemi! Ma prima ascoltate pure a me. Il canonaro che avete capito?
ora vi posso ascoltare. Maestà, ma lei là non può stare. Ella non è più principessa Ariana e non tiene diritto ai funerali di Stato, la legalità e altri sacicci del genere. Maestà, siamo in un paese democratico, se la vogliono trattenere e portare qua, chi lo può impedire? No, se la vogliono portare loro, a spesa loro, amore, sono padroni. Stanno tanto a giardina, la porno a terreno. Io ignorerò il fatto, anzi sapete che vi dico? Che in questi giorni che il fatto avverrà me ne andrò in vacanza sopra il mio yacht a Matera. Polli, ci stanno bello quasi no? Basta! Chi? Voi così mi disconcentrate, io sono venuto per voi. E dunque, ascoltatemi! Ma prima aspettatevi, penso che ne passerà di tempo. Vi vado a prendere una sedia. A dove vai? Aspettatevi qua. Dunque, che mi siete venuti a dirmi? Maestà, io non vi posso abbandonare ai vostri atti che sicuramente vi porterebbero alla rovina vostra e della casa reale. E dunque, ascoltatemi! Ascoltatemi quando dicevi di stanno con tutte le orecchie. Maestà, questo fattaccio borghese di sangue e corna, di litigi in famiglia, di incompatibilità tra suocera e nuora deve essere cancellato. Cosa difficilissima per l'affetto e l'amore di cui era circondata la principessa. L'affetto, l'amore, ma dici? Del popolo. Del popolo. Volete dire le canzonettiste, le ballerine, le zantraglie del livello alla quale esse si è mise, sì. Eppure le zantraglie, quelle che dite voi, di cui esse si era mise a livello, perché per dimostrare che il rango non esiste, per dimostrare loro che lei era allo stesso livello loro, per farsi amare. E dunque se voi, con la funesta occasione, innalzate di nuovo gli steccati che la principessa Ex principessa! aveva abbattuti, siamo persi. Si comincerà a mormorare: basta con la monarchia, volimmo la repubblica. Che dobbiamo fare con questa monarchia? No alla monarchia! Sì alla repubblica! Volimmo la repubblica! La gente si innalzerà e il popolo verrà portato in Parlamento! Ma che esagerazione! Non sta zitto, non fa parlare. E so quello che dici. Perché purissa è di bassa astrazione. Maestà, bisogna buttare fumogeni sull'accaduto, buttateli. Cagetta, Bisogna sfumare il tutto, sfumate. ha già sfumato. Sfumate il tutto, maestà, solo voi lo potete fare. Mi volete levare al rango dei capitani dei pompieri? Maestà, ma quali pompieri? Senza acqua, maestà, senza acqua, ma veli di regalità, metterci al di sopra di tutto. Un'ora d'audienza, da quello che sta prospettando stava a essere contento che ce ne cacciassero, perché subito si mettesse in mezzo a fare la bella repubblica. Tu state te. Qual è il vostro tornaconto in quello che mi consigliate di fare? Maestra, voi lo sapete che soltanto una solida e amata monarchia potrebbe farci durare a lungo al potere. Il popolo e i partiti, con il pretesto del conflitto tra popolo e istituto della monarchia, permettete, ci formeranno dei piccoli partiti per fondare una repubblica litigiosa dalle 1000 facce, di tipo italiano, diciamo. E così noi finiremmo per diventare
Come vedete, io mi sono aperto. E dunque, solo voi potete aiutarci, ma affinché ciò avvenga, devo prima io salvare voi. Allora eri davvero tu che mi hai chiamato al telefono? Non ci ho riconosciuto, hai fatto un lifting alla voce. Tu mi hai fatto un lifting alla voce e non solo alla voce, guarda come ti sei combinato. Che cosa vuoi da me, maestà? Non mi chiami mai, adesso perché ti trovi nei pasticci mi vieni a cercare. Guarda come sei combinato. Ti ho chiamato a spezzarti, a muoverti, a romperti i cosci qua, perché c'è una decisione importante da prendere sulla nostra famiglia, alla quale, no, voglio sperare tu ti senta ancora di appartenere. Chi è costui bell'uomo? Non lo conosco. Non lo conosco, ma tu hai capito pure il dato spagnolo. La sovra regina, il broccio, primo ministro, io premier. Un premier? E in cosa? Spero in tutto. Dammi un attimo. Dammi un quadrino. Senza lingua. Ma quale lingua? Un pochino, la puntina. Queste sono le belle idee che devono nate io. Ma perché è colpa mia si vostra sorella è Ma ninfomana? adesso la principessa è una Lo ninfomana. sapete tutti quanti che è ninfomana? Ma ci hai mai sentito che è Sei ninfomana? sempre saputo che è ninfomana? Ma lo sapete che non lo sape! È sempre stata così, signor Premier! Quando una cosa non la vuole sapere, fa sempre di tutto per non sapere. Mo' sono 10 anni che mi danno gli stipendi e fa sempre finta che non lo sape. Recita dicendo voi che questa è una cosa irregolare. Si deve mettere in regola perché altrimenti gli altri arrivi illegale e ne faccio una questione sindacale. Si può far chiamare il genero sindacato. Questa cosa non mi era mai capitata. E allora? Esiste un sindacato delle dame di compagnia? No. E allora non si può fare niente. Istituite prima un sindacato di categoria. Passano nati 10 anni, voi foste pure socialista. Non ha la dretta, sta nervoso. Ti pare un momento di metterti a parlare di questioni amministrative, sì? Hello? Pronto? Yeah. Maestà, bisogna essere politici, bisogna fare delle concessioni. No, dica non ha voglia, capica non ha voglia. Ma là non può stare. Ella non è più principessa Riala. Ho capito, ma si può fare una cosa a tutta apparenza e niente sostanza. Una cosa di mezzo. Sì, una cosa così, insomma, bisogna attirare il popolo e portarlo dalla nostra parte. Il popolo, siamo tutti popolo, proprio mia. Volessimo dire le cose tutte, e ballerine, e da noi, la gente con la quale essa si è messa, Non sì. insistete con questa divisione. No, io insisto. Le very important persons. E che Che co? Pronto? questa cosa che avete detto, Ma che... Maestà, non ho capito. Ehi. avete capito oppure no? Ah, sì, io la danno. Le very important persons. E che La davo. Maestà, Ma chi? Ripeto. voi capite o non Non capite? capitare. Non ho capito. Prima capite poi no. So che capì. Le very important person. Evviva! Pronto? Ehi. Maestà, Che? maestà, noi viviamo nell'epoca dell'immagine. La cultura non esiste più. Sì. La sostanza dell'intelligenza è stata messa da parte. Oggi tutto è televisione. Il pensiero, il sentire, la gente non li vuole sapere più. Non vuole sapere quello che gli sta bene. E se noi
l'immagine che gli proponiamo non gli sta bene, noi siamo persi e tutto si è livellato in basso. Non capisci perché voi socialisti siete arrivati a così facilmente al governo? Ci siamo arrivati malgrado ciò, maestà, ma non ne andiamo soddisfatti per niente. Stiamo approfittando della congiuntura. Per farci accettare ci stiamo mostrando allo stesso livello della società. Ma una volta che ci siamo ben radicati, saranno guai per tutti costoro. L'intelligenza non ha mai soccombuto. Sì, forse per qualche decennio, ma poi è ritornata a sfolgorare. Altrimenti come spieghereste il progresso inarrestabile, velocissimo? Ma fateci lavorare! Avete voluto fare lo ziungino? Perdonatemi, maestà. Vi ho aperto il cuore. Maestà, ritorniamo al nostro lavoro. Maestà, voi non potete continuare a mostrarvi come una regina lontana, come una regina astratta, come una regina nemica. Sfoggiate la vostra intelligenza. Assumiamo un tono shakespeariano. Sì, ci vorrebbe una tragedia di Shakespeare. Non so, lui ha scritto di morti araldiche, di intrighi criminosi, di brame, di relitti. Ha mai letto Riccardo III? Oh, dai, copa con lunetta! Veramente, come mai? Stavo cercando un modo per... Capito? Maestà, ma a quei tempi le cose erano molto più semplici. Sì, ma beh, ma ringrazio la gente, ci stanno sempre troppe complicazioni, gente che sa, capisce. Mi stavo orientando verso qualcosa di più Un semplice. complotto! Non propriamente. Mica vi siete rivolti all'intelligente servizio? No. Sì, è così che sono andati da Cacencino, non capo ora e posso avere tutto quanto. No, diciamo che sono stata più miracolata. Oggi l'ha avuto pietà di me. Chiamiamola pietà, eccessiva, non direi. Se vede che si sentiva sfottuto purissa, in fondo anche lui è un regno. Maestà, ecco, noi dobbiamo soltanto trovare le parole giuste per seppellire il nemico sul campo. Bello, che bella parola. Ma visto che c'è ragione, pure io essere un poco socialista. Maestà, è per lei. Vogliono a voi. C'è una voce. Che dice? Hanno fatto scopo tutte e due, belli socialisti. Cara dretto, è una brava femmina. Ma così ma vuole grossa. Maestà, Ehi, guardate. ma lei, se si sente un mondo ma fine da sentire, o top. Questa è la verità. Tutto quello che stiamo dicendo a che sta hanno l'interesse proprio. Se fosse per questo, sta monarchia, avrete posto meglio che la vostra famiglia. Si capisce, figli miei, mio marito, tutto quanto lo stesso pensiero, se il popolo sapesse. Oh, popolo, ma fa la statua a me. Maestà, sì, ma noi dobbiamo soltanto trovare le parole giuste che il popolo possa apprezzare e soprattutto possa capire, prima di tutto. Ecco, lo sguardo vostro deve essere uno sguardo, normale, uno sguardo normale, il fisico che deve ispirare la fiducia,
Normale anche il fisico, maestà, guardate avanti e ripetete queste parole. Ripetete. Maledetta. Maledetta. Maledetta la mano. La mano. Ma la mano. La mano. La mano. Ma guarda, manare, da manare, da mano. Maledetta la mano. La mano. Che fece queste ferite. Ferite. Sì. Sì. Maledetto il cuore. Il cuore. Il cuore. Cuore. Cuore aperto. Il cuore aperto. No, il cuore aperto, il cuore uovo aperto. Il cuore qua uovo aperto. Il dittongo aperto. Il cuore con il dittongo aperto. Maledetto il sangue. O sangue. Il sangue. La sangue. O sangue. E chi t'ha vivo, mannaggia. Maledetto il sangue che fece questa infelicità. Vedi il sangue come faceva felicità. 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 Si albana il romino. Ma dannanzi. Felicità. Vi va di dirle? Ma è che sto gatti. Non rispetti il mio pensiero. Ma no, questa è Lady Anna che parla. Maestà! Fatta la bocca a te. Maestà, a lui ci sente! Che banana. Si decide di fare quello che dice un premier! Ha già cattati. A forza. Sì. Io se me che sono la foglia della palma sempre. Sai che la cacciata insieme o tu sei base? La latte che in cu, la mango, ecco. Bambi, Roma, ma che stai dice? Oh Lord, lo facesse Lord, non rispetti il mio pensiero. Maestà, ma questa è puramente retorica. È retorica, dovete solo retoricare, insomma. Ma poi, guarda, non l'avessi mai dice. Pubblicamente, in strada. Strada? Sì, nel Riccardo III, la famiglia reale aspetta il feretro che passa in strada. Noi ascimmo che a capo fare lo portone, vedremo l'eseguo che passa e tutto qua. Ah sì, lui, perché ci stai pure tu, sì. Che la davri i cazzi come vanno a fornire, la sua non è pietà, la sua è curiosità. È un semplice atto devoto di pietà, è questo che dice. Ecco, la famiglia reale che aspetta il feretro che passa. La famiglia reale? Sì. Ah, giusto così come nascemo là fuori. No, le donne della famiglia reale. Diciamo le donne, va bene? Poi gli uomini quello che vogliono fare, quello fanno. Vabbè, approfittiamo che sta tu facciamo una prova, vediamo se la cosa può andare. Benissimo. Signori, comincia la prova. Olli, Sì. andiamo bene. Sì. Fai per due, capito? Che Fai a mamma. Mi faccia regina Fa la regina madre, facciamo una prova, fai tu. Vabbè. Allora, che succede? Che io il protocollo, io già mettere qua. Sì. Al centro. Tu ti metti qua perché è la regina madre e alla principessa Sore. La principessa Sore. Non ci sta. Olli. Lasci da questo. Signori, comincia la prova. Ehi, oh, scendi, ti lazzano. Principessa. Vabbè, spazio. Come ti permette? Ma che devo fare? Io non voglio fare niente. Che sto sapi, andiamo a ballare. Vedi che si sta sbagliando, cara. Non torno io la regina. La regina è quella signora. Venga qui, signor, venga qui. Ma maestà, mettetevi al centro voi. metti al centro. Allora, Molly, tu fai la regina madre e la principessa. Dove sta la principessa? La principessa. Ah, vabbè, mettete qua, Fermi qui, una riga pietosa davanti al feretro che passa, avanti, Ma comincia. Ma che devo fare? non tu spiegami prima perché sennò facciamo notte, anzi no facciamo mattina. Ma che il mattino già si è fatto, sapessi con il sole. Oh, vai, tu vai in te. Tromba! Eccomi! Non è per te! Aspetta! Jump the car, capito? Allineata! Ma perché non sono allineata? Smassano, vuoi allineata che? E allineata, sai con due c'è abbondanza a me, ti fare da te. Ma non può essere
essere che la principessa sta innanzi alla regina madre al re? La regina madre deve stare dietro di me, si capisce? La principessa non può stare innanzi a me. Io già sta al centro, io già sta innanzi perché io sono la regina regnante. Hai capito o no? Dovete stare una riga, esattamente. Una riga. Allora, fiducia in come mette qua. E io so in mezzo! Oh, bollette, stiamo facendo! Tu devi mettere il corpo, capito? La regina madre si mette il capo. Ma che ballo, ma fai? Sta la nelle cervello! Una riga! Questo è un cuneo! Un cuneo! È una figura geometrica ostile, la gente non si commuoverà mai! Ehi, cosa non rispetta in regola, avete capito o no? Se rispettate le regole regali, le regole di corte in questa cosa... E protocollo? No, la gente non si commuove, dovete fare come dico io. Come dici tu? Avanti, fate una riga pietosa di 3 regine in gramaglie al passaggio del ferro, davanti. Babbo, facete un passo innanzi a buio. Ma sempre da me! Andiamo bene. Andiamo bene. Vuoi mare? No. Vuoi mare? Vuoi mare ogni studio è vicino a me nei bocci? Ma non sono io Molly che vi sto accanto, è vostra Non madre! so, che simboli, secondo te sì, mio moglie o veramente ora mi stai manco la fa discussione, sì? Andiamo bene. Ma che sta facendo? Ehi, oh! Madonna mia, forza! Ma ti... Oh, pubblico si fa combo! No! Ma vogliamo fare? Il regista sono io! Tu chi sei? La regina! Ah! Reggi? No! Io sono regista! Sempre regie! No! La famiglia reale! Dovete seguire i dettami del regista, è chiaro? Capisco, sì. I dettami! Dammi, miomi! Ma fermati! Ma è una continuazione, allora! Il teatro è finzione, è verosimiglianza! Dunque, ma... Io non c'è... Maestra, mettetevi qua al centro, salite su, piano piano. Molly, Allora... stai capendo quello che succede? sì, Mettete- no. Tu sei la regina madre. Vabbè, andiamo. Ecco, venite qua, mettetevi anche voi, sopra. Andiamo bene. Sopra, ma non sopra di me, sopra. Ci va, Allora, signori, attenzione, il feretro passa. Sì. Voi con il capo, Sì. chino, Sì. perché il capo chino arriva al pubblico. Noi dobbiamo arrivare. Dove dobbiamo arrivare? A capo di che? A capitare. Che? Mi stiamo treno! No, tu stai l'aereo! Voi, signori, che dobbiamo fare? Capo chino, no capo di chi? Capo chino. Fate vedere? Poco. Capo chino, ma non solo il capo che è stata azzeccata così, no? Il capo e il collo, no? Il capo collo chino. O capo collo chi? Tu vai in testa! Abbaratti! Vai, abusito! Troppo! La regalità deve essere insita in voi. Stai capendo qualcosa? No? Capo quello qui. Mamma mia, non la portate a lei, non la portate! Ma non poteva essere solo feretro e festeggiare! No, va bene comunque. Capo collo chino e poi mi raccomando la regalità intatta! Bravo! Tata. 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 Ma senza la canzoncella! Signori! Tata. 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 Viene bene? Mi piace? Il
feretro che passa. Continua il lutto. Serietà. Voi che portate il feretro, fermatevi. Fermatevi. Ma cucchia sta venendo? Sostituto di questa vicenda! Ma cucchia sta venendo? Non ci mai vedi Riccardo Terzo! Fermatevi. Come? Voi tremate? Ellas? Non vi rimprovero. Siete umani. E occhi umani non possono sopportare la vista del demonio! Hai avuto potere sul suo corpo mortale, ma non potrai nulla sulla sua anima! Oddio, che hai creato questo sangue! Vendica la sua morte! Oh terra, che bevi questo sangue! Vendica la sua morte! Oddio, colpisci col fulmine a morte l'assassino e terra! Apri una voragine, apri le tue fauci e inghiottilo vivo! Ha venuto i caccia all'anima, sì? Sì! Ma non fa pressione a me, saco? Ehi! Ehi! Nenne! Come ti sia, nenne? Ehi, mettete qua, dai. Chi sono? Dove sono? Ehi! Che è successo? Ehi, casta, è coppo cesso! Sei tu, hai capito? La sorella della regina! La cognata del regno! Si è da che sta... Ma stai zittona! Andiamo! Chi? Bravi! Lei soprattutto! Avete visto? Funziona! Lei è andata in trance! Non scorta niente che sta, ma Maestà, anche io, insieme a lei, te due trance. La bananetta! Mamma mia. Sì, siamo andati in trance, avete visto? Lei ha recitato le battute di Lady Anna a memoria. Ah sì? Sì, Lady Anna che parla col fratello. Riccardo. Col fratello di Riccardo. Terzo. Col terzo fratello di Riccardo. Oh, non è con voto Riccardo terzo. Scusate. Strano. Si vede che mi devono essere rimasti dentro. E caccia. Ce le fecero studiare a scuola. Ah. Se tutte e tre ci mettiamo a stemaforo cancile se si astemma. Che se ne cosa paranormale! Si succede pure a noi. Signori, ho pensato, fate scena muta, non dite una parola, non avrete le parole, un fattacci, va bene? Capo, chino, collo, muti, il pubblico guarderà questa immagine e si commuoverà. Bene? Sì.
senza dire una parola. Maestà, senza dire una parola, fidatevi di me. Andrà direttamente in visibilio. Vabbè, io devo lavorare, maestà, ho tantissime cose da spiegare. Allora, maestà, fatemi partire contento. Non lo so, ci devo pensare. Da capo? Chi no? Quello. A davvero. Ah signor, ci devo pensare, mo che viene mio figlio dallo yacht da Parigi. Vediamo se la cosa può andare. Babbo, ma chi non c'ha proposta e non fa niente, basta che ci può fare un cordone. Per il esempio che passa e va bene per qualunque cosa, decide vostro figlio. Va bene, maestà, mi raccomando, pensateci. Vengo con lei. Mi dà uno strappo a casa. Ehi, tieni al cibale che la rozza a bacio, perché la fastidio primo ministro. No, maestà, ma quale fastidio, per me è un piacere. Non mi preoccupare, ti la conosco buono a questo. Io non sono mai stato un fastidio per un gentiluomo. Mi accompagna al castello, facciamo 2 chiacchiere. Così non sto sola in macchina con quell'Archibald che puzza. Che? Archibald puzza! Chi le nubi ora? Te ne certi carne che so... Mamma mettere in mia taglia su te cazzo tue, sì? Ma quello è un uomo così sogne! Guarda a te! No! Ma non hai capito che sta facendo tutte le volte così di conquista? E allora? Dato che avete sciorinato tutto, me ne scappo via con lui. Mi faccio accompagnare da lui. Alla comune, voi cogliate da macchina. Facci porcari. No, maestà, È già maestà. venuto uno scandalo, non ha cominciato a No, maestà, voi lo sapete, io, certi uomini politici, io non cedo maestà, io non cedo alle avanza. Mia moglie mi mette la cintura di castità. E quando è che se me la facete conoscere la vostra moglie? Ci facciamo una chiacchierata fra donne. Madame! Maestà! Notte orribili. Maestà. A che st'ora? Ehi. Senza pepe. Maestà, ma chi sei proprio uno scostumato? Pure andandosene non va baciata la mano. Ma come fai così? Di chi è socialista? A voi mi piacciono assai questi socialisti. A me non mi piacciono Non proprio. sa chi piace a te. Non è che devi stare accorti, capitano? Ma qua fa sti per mettere in giro tutte le cuffette tue. E non sta bene che la gente sappia che la principessa Molly, la dama di compagnia della regina, sa intende con sciaffare prima della regina. Vabbè, ma se la intendo qualche volta un po' di vasi e biscotti. No, qualcosa piuttosto.
talvolta, quando voi, e vostra sorella mi ha fatto tutto Archibald Boots, ma chi lo danno tutta la collezione di Floris, tutte le penali con certe acque di colonia che sono delle reliquie di antiquariato, certi profumi che usava pure Oscar di Wilde. Quelle sono delle reliquie, nessuno c'è poi tutto, quello è un grande partito di collezionismo. Collezionismo? A sera si fa pure un bagno in da schiamma. E quando mi abbraccia, con quelle belli braccianure rosse, io più di una volta sono svenuta. Pure fu? E pure poi riesco mai sta. A me mi pare che danno mie zette scurchiglie. Ma che cosa? Mi pare un po' gricchione a quando lo dici. Con quel fisico. Vabbè, maestà, poi posso rivelare il vero. Chi le ricchione? Vedo pure innamorato, però è un po' vizioso e ogni tanto vuole la donna e la sua droga. Spigliati. Io sono la sua droga, me l'hai detto. Ma mi piace, Maestà, badate che un innamorato non deve sapere niente. Guai a si sapesse che Archibald ci mette corno con me. Vabbè, chi sta in Miss Smith? Ma che cosa, maestà, voi state fraintendendo? Vabbè. Perciò tiene bisogno dell'aumento dello stipendio, Che e sorte che la droga da abbassare più, no? Un ragazzo, i profumi d'antiquariati chissà quanto tiene. E a te ti servono le sorte per esaudire ogni suo desiderio, no? Non vi racconterò più niente, interpretate sempre tutto malignamente. Ma perché io ne posso suscitare amore? Certamente, gioia amica, su che hai fatto il poco torto. Noi siamo tutti malamente, Piessia. Solo lei è la virtuosa. Solo io sono la virtuosa, capitano? Capace di un recondito gioco, di una segreta amicizia. A proposito, no, tutto quello che è successo sta succedendo, che lo scurchito e marito mi si preoccupa di sapere che sta succedendo, si sto buono, si non sto buono. Hai bisogno di questo, hai bisogno di quell'altro, no, il suo principe, come dice il ministro, l'immagine, ma la sostanza, addosso. Allora chiama, va, la dice subito che benesse qua, o la che troviamo immediatamente, va! Ma batte ancora, prego non andare, io già respiro male, non portarti all'improvviso dal mio corpo l'anima. Notte, di notte, è finito un amore che aveva il sapore del latte. Gelata come noi, le morse in un panino, amico cameriere, non pare
mattino partia, noi solo parlavamo, ma non dicemmo niente, ma ora ci chiama e noi non rispondemmo, arriva già il conto, mi presti 1000 lire, mi presti qualcosa da dire. Basta much! Lo state buono solo per far vincere. Se capisci? Dovere di principe consorte, mettere al mondo i chiarelli, ma poi, non ci sta scritto niente tra i doveri di principe consorte. Non ci sta scritto nessuna parte. Le glorieste sono fatte a una, i due coniugi reali, ma io non sono stata a povera. Perché? Perché l'amavo e l'amo ancora. E che si è mostrato un buon motivo per mi sputare da autobus. Bello! Se l'ha visto bene, ma con grande legalità, senza far ravelare mai niente. E io non potevo mai dicere niente, dai. Non potevo mai mettere a fuoco ma sta stronza, che ce n'aveva che fanno in cuore. Certo, non mi ha mai detto niente. E io non potevo dire niente a lui. E che se fosse nato motivo per mi sputanata. Ma che ammazzi! Io mi spazio pure qua! E pure qua! E pure qua! E pure la reteria! Ma bella! La spella sputazzata di loro! Volete fare una rosata? Si ci riesce. Era arrivato quasi fuori la porta della camera sua, all'altra del palazzo Labash. Labash. Sì, quello mo si è fatto trasferire, non l'ho saputo. No. Sì, quello mo si è fatto trasferire, si è fatto cambiare camera da letto e mo sta alla fascia. Mo tiene una camera da letto nuova, bellissima, tutta moderna, con gli apparecchi stereo, e il radio che trasmettono a tutto il mondo, e il televisore va a fuori casa che bacia pure, piccinelle per piccinuliette. Si vede che la sera vuole stare allegro. Secondo me la notte sotto le coperte si può guardare le trasmissioni giapponesi a luci rosse. Issa dicette che se ne andava perché non voleva dare fastidio qua a voi. È stata una forma di educazione nei vostri confronti. Educazione, per fare il comodo sua. Ma sai che l'ha fatto rispetto a buio. Appunto. Comunque, io stavo dicendo, era arrivato quasi fuori la camera da letto sua, quando vede che veniva, ma non veniva dalla galleria principale, veniva dai corridoi secondari. Buona. I corridoi di servizio non l'avete mai fatto? No. E io ho capito subito che stava venendo dai corridoi secondari e allora mi sono nascosta e capito fare rosata, perché lui non si voleva far vedere. Si era lui a 10 scarpe e portava in mano e camminava zitto cappava un trepiede proprio come non ci vuole dire che torna a casa d'alba e non lo vuole far sapere. E sopra le orecchie teneva le cuffie del Walkman e con la mano asciuttava le labbra. Oh, però non ho già capito perché. Tu. Allora. Da come muoveva la testa, io ho capito che stava ascoltando questa canzone. Comunque, mai state sicuro che quello non conosce niente di quello che è successo? Come non conosci niente? Ma scusa, chissà dove, in casa di chi l'ha passato tutta la notte e non sapeva niente che è successo. E mo l'avevi raccontato pure che è successo? No, io non ce la faccio, no. Sì, cominciamo a dare droga, per sormo, premier, la recita fuori il cancello di Cardo Terzo, c'è che spinno, marrucchino, mariccio, voglio morire! C'ho di cimma di mano, mai sta? Voglio morire! C'ho di cimma di mano. Di cimma di mano! Tanto che ne mo sa tagliare a curca, che mai può fare? Di cimma di mano! C'ho di cimma di mano. Riposatevi un po'. Recuperiamo un po' di sonno, ya? Adesso mi vado a stendere pure io.
Grazie. E allora me l'aumentate lo stipendio? No. Ma dove sta la roba mia? La valigia. L'era lasciato in coppoletto. Ma si hanno fatto pure i mobili. Oh là, Mariola, fammi il cazzotto. Vabbè, hai giocato, che c'ha già fatto. Ma rossa la valigia, ma rossa. Ma chi siete? Ma che ci fate dentro il mio letto? Che sta qua a stanza mia? Avete capito che stanza mia? Dove sta la mia roba, signor? Dove avete messo la mia roba per scendere dal letto? Ma come voi non sapete io chi sono? Spero che siete uno che ha sbagliato stanza e poi sbagli quando era la camera mia, guarda. La camera mia, ma che state dicendo? La camera mia. È un errore, signor. Un errore della direzione, però, Oggi sono entrato in questa stanza che era identica di lusso e ci seguono pure i mobili, da non ci stanno più. Io ho posato la valigia e subito a fare un giro per la città. Che sta fatto? E ora, rientrando, avete trovato la camera occupata da me. Si sono affittato due volte. Oh, madonna mia. Hanno pensato che lo vogliono non torna più e hanno scogitato la truffa. Allora, signore, io per rispetto a voi la camera posso pure cagnare, va bene? Però io voglio la valigia. La faccio più. Aspettate che tristi la cosa. Ah no. Me la spiego io. Questi hanno 3 notti. Come sarebbe a dire? Che cosa? Una giga. No, niente, non si è Roma, magari. Non vi mettete pensieri in testa, sa? Ma vuole pensiero. E poi avete detto la notte delle notti. Un ragazzo e una donna soli in camera. Io non ho mai tradito la mia ragazza, E io non ho mai tradito mio marito. E allora siamo due persone per bene, no? E con solo la scegli. Signora direttrice, o te a stare sì. Qua c'è stato un errore di camera. Un ragazzo si è affittata la camera e ora rientrando troppo. Casa sono fottuta la valigia, signor. Dei mobili me ne fotto proprio, che sono fatte le cose. Sentite, ma pulite, posso spiegare un attimo questa situazione? Ma voi non hai dato bagno?
di solito quando uno torna da fuori di dopo. In effetti... Ma sto che fa sotto, signor? E chi ti stava aspettando a buco? Cioè, stiamo a vedere. Oh, Sì. ma è mai possibile? È mai possibile che un guaglione trasi da camera della regina e dice non sa niente? Maestà, il palazzo sta sotto in coppa, non si capisce più niente. Da questo che è un nato protetto non si sente niente, ma fuori è arrivato l'esercito che sta aspettando vostro figlio che torna con l'incetto da Parigi. Tutta la servitù, il personale in movimento, chi trasa, chi esce, chi si sarà ammazzato a me. Ma papà no! Marichio! Ma se uno entra e vede che ci sta la valigia, non capisci che la camera è occupata? C'è il cameriere del Sanduì, no signor? Alessandro, certo. Ma scusate, ma voi da dove venite? Da Liverpool. Da Liverpool, che facci da Liverpool? E che si può fare a Liverpool? Allora, o fa battle o fa l'operaio. Io sono operaio, signor. A Black però, E mi stanno pure licenziando, signor. Ma che ci state a fare? La televisione. La televisione. Ah, scusate signor Miacci. In pratica mi hanno telefonato e mi hanno detto... La fortuna vi ha baciato in fronte. Rispondendo a questa telefonata avete vinto un viaggio nella capitale. 3 giorni al Palazzo Hotel, extra lusso e tutti i conforti. Ah, facci lo sa, Siccio. Non c'eri mai stato nella capitale. Allora entro in questo hotel che pare un palazzo reale, signor, credimi. Entro, mi lavo mani, faccia e pure scelle, signor. E mo vado a fare un giro per la città. E va voi, a voi, signor, mi ha già ritirato stamattina. Posso dire? Ma com'è bella sta capitale! Wow! Ma quanto pappa che ci stanno, una piessanata, poi, signor! E bada fatto tutto quanto. Ma perché se vero? I pubblic. No, però reggo bene, signor, reggo benissimo. Dal fine che avete... Adesso vi sprechi l'arcana di quello che è accaduto. Sì. Questo qua, arrostate voi, Sì. non è il Palazzo Hotel. No, che si cioè, ma nel palazzo. Ma faceteci la prezza le parole, non è il Palazzo Hotel, è il Royal Hotel. Ma non è possibile. Quando siete tornati, un poco pippete, vado a scagnare a destra dei palazzi, capito? Ma non è possibile, sono tale e quale, signor. Tale e quale. E chi sti guai dell'hotel di lusso che poi assomiglia a tutto quanto il reggio, poi assomiglia. Andate. Andate al Palazzo Hotel, che sono sicura che trovate la vostra valigia. Palazzo Hotel. Al Palazzo Hotel. Al palazzo della valigia. Sì, la valigia, sì, la valigia è la cosa che mi interessa, mo signor. Però mo vi ho disturbato, come posso farmi perdonare, signor? Non vi preoccupate, la vostra venuta mi ha messo un po' riconciliata con il... Ma state accanto che sempre tutte le carte, ma io da dolci vado a puntare sta rosa. Da sapere fatemi tutto quanto. A Rozzo? A rosa. Con me? No, no, signor. Io a Rozzo ho visto solamente dalla televisione. Aspetta, chi c'è Stefano? Aspetta, signor. Ah, la regina, ma come bella! La regina? Ma com'è la regina? Bella. Bella come bella? Signor, la regina è... Com'è? È una donna. È una donna. Vabbè, una donna... Come a me. No, la regina è una cosa che non si può toccare. Tu sai che ci sta, la sulle rispettate. Vabbè, ma... Guaglione. Ma le due sono sciocchezze di un tempo andato. Oggi lo sappiamo tutti quanti che le regine sono donne come le altre. Ma tutte quante le altre. Come a me! Ma si passa un bambino a rispettare proprio, signor. Mi sembrate quasi... non lo so, quasi mia nonna. No! Mia nonna! Un femminone, mia nonna! Bellissimo! Però, che stiamo parlando di regine, è nato fatta. E come? La regina. È una cosa che non si sa, signor. Non sapete che cambia da essere la regina! Allora, ve lo spiego. Non deve scendere in mezzo alla gente, non si deve sapere quello che pensa, non sa sapere niente, capito? Bisogna solo sapere che ci sta, basta. Vedi. Un'immagine. La
televisione, ti presenta la televisione. No, dici la stessa cosa con parole diverse, lo bi? Non ci capi. No, non puoi dire Roma, yata! Ah, signor, scusate, prima che mi dimentico. Sì. Allora, questo l'ho trovato sotto il letto, penso sia di qualche bambino che l'ha lasciato. Posso dire? Perdonate. E fanno proprio una chiave che pulizia in tassadello, eh? Basta vuoi! Mamma! Ma che fai, caro amica? E te lo so venuta a chiedere a te. Io non ho capito di. A chi è che si sposa? Voi perciò si costungava la sigla da coppa mazzicato. Io non ho capito niente. Mi hanno chiamato per una cerimonia della cattedrale, ma io non ho capito. Ma chi è che si sposa? Ma non vi sa capite che avete interpretato oramai la vostra età, si l'ha domandato pure domani solo. Smettila di dire che io non capisco più niente. Schifo! Il mio cervello funziona sempre meglio del tuo, che sei una cretina e lo sei sempre stato. Mi hanno detto che ci sarà una cerimonia nella cattedrale e che noi la dobbiamo presenziare. Io ho sentito suonare pure le fanfare e mi sono fatta aiutare. Ed eccomi qua, pronta. Semplice, no? Vorrei soltanto che tu fossi così educata da dirmi il nome degli sposi. Ma chi sa fare? Ma è possibile che qualcuno della corte si permette di fare certi scherzi? No, io non credo mai sta che lei è che non capisce più niente, voi non la trattate e non lo sapete, ma quando uno lo parla, risponde solo secondo quello che le passa per le cervelli. Oramai vive nel mondo delle favole. Scostumata Laz, parla con me invece di parlare con questa scema. E mo vo faccia vedere. Signora Marchesa, Dicami! vogliate almeno voi avere la compiacenza di dirmi a quale cerimonia siamo stati chiamati a presenziare? Certamente, maestà. Trattasi dello sposalizio della mocella con il mocillo. E questo è il più bel matrimonio al quale assisterò. Sì. Finalmente si sono decisi e la loro unione era irregolare. Ma adesso che l'hanno ufficializzata, io potrò andarli a trovare come regina madre e mi porto tutto la corte a Priesso. Allora andiamo. Andiamo, signora Marchesa, andiamo a questa cerimonia. Aspettate.
ragione Riccardo Terzi. Sta monarchi fosse meglio alla vostra vita. Il mio regno per un cavallo. E un coppa chi un bello cavallo. Fui la pascia. Fui.
Giovanni Del Prete, Nunzia D'Aiello, Salvatore Sorrentino, Iris Golino,